Incassati nell'anno 2022 più di 2 milioni di euro. In merito ai permessi da costruire e ai condoni edilizi, a comunicarlo è l'assessore Gerlando Principato, che afferma come l'ottimo risultato del 2021 è stato confermato. Nel dettaglio spiega l'assessore Principato, sono stati incassati 1.071.000 euro circa solo dalla riscossione dei condoni edilizi, 930.805 euro i permessi di costruire. Nei 2 anni di amministrazione Miccichea, afferma l'assessore Principato, abbiamo accertato un incasso complessivo di oltre 2 milioni di euro dalla riscossione dei condoni edilizi e circa 1.931.000 euro per i permessi di costruire. Numeri importanti per il nostro bilancio, conferma il sindaco Miccichè, che danno grande lavoro e merito svolto dal settore condoni e permessi di costruire del settore quinto in questi 2 anni di amministrazione comunale. Un risultato che rende particolarmente soddisfatto, afferma l'assessore Principato, perché in pochi credevamo nel raggiungimento dell'obiettivo, nella capacità e competenza degli uffici di portare avanti una grande mole di lavoro. Regolarizzare queste pratiche, lo ripetiamo, continua l'assessore Gerlando Principato, perché ne siamo convinti, elimina il freno al mercato, sblocca le compravendite, attive iniziative per la rigenerazione del territorio, garantendo entrate alle casse del comune di Agrigento.